Distanziate di 3 sole lunghezze, Rivarolese e Genova Calcio si affrontano al Grondona. I padroni di casa hanno l'obiettivo di agganciare il secondo posto, occupato proprio dalla squadra di Beppe Maisano, che deve invece provare a rimanere in scia della capolista Albisola. Si parte con lo scarico di Bennati per il destro di Ilardo sul fondo. Donato va a contatto con Massara. 2 minuti dopo il signor Balbo di Caserta lascia proseguire, a dir la verità, tra le timide proteste ospiti. Si affaccia la Rivarolese dalle parti di Secondelli. 5 minuti dopo, al decimo, con l'imbucata di Tarsimuri, Chiarabini disattiva la trappola dell'offside, salta l'estremo ospite ma spreca sul fondo. Meccanismo del fuorigioco che viene però disinnescato con successo al 14esimo, con Oliviero che aziona in corridoio Mura. Conclusione che supera Secondelli per il vantaggio degli avvoltoi. Padroni di casa che provano a legittimare il vantaggio poco dopo con il tocco di Chiarabini per il rimorchio di Armani. Conclusione sporca, respinta da Riggio quasi sulla linea. La Genova Calcio fatica a trovare spazi nelle maglie giallo-blu. Traverso allora è costretto a mettersi in proprio con il mancino letto bene a terra da Lovecchio. Il primo tempo termina 1-0 per la Rivarolese. Nella ripresa filmata e montata da Laura Bevilacqua, Mura ha subito la palla del possibile raddoppio, non arriva per questione di centimetri da ottima posizione il numero 9. Raddoppio che però non tarda ad arrivare appena un minuto dopo, il 51esimo, con questo destro potente e angolatissimo dell'Ariete che fa la sponda con il palo e termina alle spalle di Secondelli. Genova Calcio che accusa il colpo ma è pericolosissima al 64esimo con il cross basso di Massara per traverso decisivo, l'anticipo in corner di Donato. Ma è la Rivarolese però a rischiare il tris poco dopo la mezz'ora, quando a Secondelli sfugge il cross del neoentrato Sacchi. Mura perde l'attimo vincente favorendo il recupero del numero 1 ospite. È proprio incontenibile il centro boa di casa e all'83esimo, sfruttando un pasticcio di Massara, ha la palla per chiudere il match, destro strozzato sul fondo abbastanza clamorosamente. Stessa sorte con azione molto simile a ridosso del 90esimo, questa volta ancora con il destro Mura calcia sul fondo, ma non ci sono più pericoli per la Rivarolese. A Pontedecimo finisce 2-0 per gli avvoltoi.